trovato ad Efrem Tassinato, presidente nazionale del Wigwam, la cui sede è qui in provincia di Padova, ad Arzerello. Allora Efrem, noi siamo qui per raccontare le ciclovie e i cammini del Veneto. Io sono attrezzato per camminare, intanto raccontaci dove siamo. Siamo nella Saccisica, che è il territorio a sud-est della provincia di Padova, che confina con il mare, per cui abbiamo anche un pezzettino di mare. Allora, io so che hai molti impegni perché Wigwam nazionale fa un sacco di attività, però ci hai trovato due guide speciali. Wigwam è un'organizzazione giovane fatta da tanti giovani che soprattutto oggi si stanno scoprendo con una vocazione legata alla protezione dell'ambiente. Allora, e due di questi mi faranno da guida, andiamo ad incontrarli. Maria e Stefano mi precedono, io comincio a camminare. Quello che stiamo percorrendo in compagnia di Stefano e Maria è un troso, è un antico sentiero della viabilità campestre che ha una valenza precisa. Intanto la parola troso, Stefano, che cosa significa? Troso deriva da traccia, per l'appunto questi sentieri sono tracciati nelle famose caresà venete, che sarebbero delle piccole strade che attraversano in lungo e in largo i nostri campi. Allora, questa è meta quotidiana, ma soprattutto nel fine settimana di tante famiglie che portano proprio i loro figli a vedere com'era la viabilità nelle campagne, ed è sicuramente qualcosa che va conservato e manutenuto. E poi c'è anche una valenza religiosa, perché questo cammino dove portava, Stefano? Sì, esatto, questo ha valenza religiosa perché porta al Cristo di Arzerello. Dal 630 circa, nell'epoca della peste, i pellegrini di questo territorio decisero di affrontare questa strada devozionalmente nei confronti del Cristo, e tuttora viene fatto. Allora, immaginatevi la pace, la quiete, ma anche il risuonare a quell'epoca delle preghiere lungo la strada, e allora io con Stefano e con Maria continuo il mio cammino. Certo. La mia camminata nelle campagne della Saccisica ad Arzerello mi ha portato ad incontrare Irene e Luca, che saluto. Allora, quello che ho percorso, che vi abbiamo fatto vedere, era un troso, e questo è un altro troso, però un troso botanico, vero Luca? Esatto, è un troso particolare. Su questo fossato abbiamo iniziato l'attività della cultura del fosso. Appunto, siamo andati a catalogare, come potete vedere, le varie specie arboree, perché pensate, nonostante il territorio sia qui abbastanza circoscritto, vi sono moltissime specie arboree. Allora, con Irene andiamo a vedere adesso che attività si fanno al Wigwam. Seguitemi. E qui nella sede del Wigwam. Allora Irene, io sono incuriosito da questo pozzo. Questo pozzo è quello che rimane di un vecchio acquedotto romano che il tempo ci ha fortunatamente risparmiato, e quindi ora possiamo ammirarlo. Non solo la storia, ma qui al Wigwam si fanno tante attività, specie
per i più piccoli. D'estate succede che questa bellissima area verde si riempie di bambini, sia i più piccolini dell'asilo fino alle medie, diciamo, e l'area diventa popolata di divertimento, attività, laboratori, soprattutto a carattere e tema ambientale, in cui i bambini possono conoscere e apprezzare la vegetazione circostante. Allora, io vi ringrazio, Irene e Luca, proseguo il mio cammino alla scoperta delle meraviglie della campagna della Saccisica. Bentrovato di nuovo a Filippo, che questa volta ha anche un'accompagnatrice, me la presenti? Lei è Vittoria, mia sorella. Allora Filippo, io risalendo ho notato di fronte a questa villa antica un muro e mi ha incuriosito. Sì, prima abbiamo parlato di cardo romano e questo è uno dei pochissimi resti dello stesso che possiamo trovare qui in Saccisica. È risalente appunto all'età romana e la Saccisica ne ha pochi, in quanto dopo la caduta dell'impero romano si seguì un periodo di invasioni barbariche e venne distrutta la maggior parte di questo muro che andava dall'Alta Padovana fino a Cavarzere. Filippo ci ha tolto le curiosità che avevamo sul muro che circonda questa villa veneta, ma io a te Vittoria vorrei chiedere qualche notizia in più. La villa Saro Favarin oggi è dei miei nonni Favarin, ma un tempo era tutt'uno con il santuario di Cristo. A me incuriosisce poi uno stemma che vediamo in alto. Lo stemma ricorda la scuola di San Rocco. Filippo, penso ci rivedremo poco più avanti, intanto io mi incammino proprio all'oratorio del Cristo. Grazie Filippo che mi hai accompagnato qui in questo splendido santuario. Io saluto Don Pietro. Allora, noi siamo davvero curiosi di conoscere la storia di questo bellissimo santuario. Pieve di Sacco aveva una bella cinta muraria come Montagnana, Este, Cittadella. Quindi qua, per salvare la statua dai saccheggi, cosa hanno fatto? Una cosa molto semplice, l'hanno sotterrata. Della statua se n'era persa la memoria. Arriviamo nel 1550, quando un contadino, che a un certo momento il Varsuro, l'aratro, si ferma. Covanghe e quant'altro, cosa succede? Che trovano la cassa contenente questa statua di legno e l'hanno commissionato, sia stato Donatello in persona, sia stato qualche allievo sicuramente, però l'ispiratore è Donatello perché assomiglia ai San Giovanni Battista di Firenze e di Venezia. È riuscito a mettere insieme che cosa? Gli elementi del morto, crocifisso, ma anche del risorto. Noi più modestamente, più sommessamente riprendiamo il nostro cammino. Efrem Tassinato, presidente nazionale del Wigwam, allora con i suoi collaboratori che mi hanno accompagnato in questo cammino, ma io ho una curiosità, Efrem, qual è il senso di un cammino come quello che abbiamo fatto oggi al giorno d'oggi? È il recupero dell'identità della comunità locale, della cultura della comunità locale, che è fatta di tante piccole cose che non guardiamo più perché siamo sommersi da messaggi di tutti i tipi che non oserei definirli se non molto banalizzanti, insomma, no, del valore delle cose. E quindi salutiamo questa nuova epoca di attenzione proprio rilanciando un turismo lento, ma è un turismo, diciamo, anche che fa riscoprire quelle che è l'identità delle popolazioni legate ai loro territori. Grazie ancora Efrem Tassinato e soprattutto in bocca al lupo per il futuro. Grazie Efrem.
Grazie a Maria e a Filippo che mi hanno accompagnato. Io saluto Paola e Anita e qui c'è veramente di che deliziarci. Paola. Allora, vi presento il lardo della Sacisica. Ed è un bel vedere. È un bel vedere, è anche buono da mangiare naturalmente. Quali sono le caratteristiche? La caratteristica del lardo della Sacisica, in confronto ad altri lardi come quello di Colonnata, è pancettato, roseo, è alto ed è profumato, ha un sentore di profumo di cannella. Poi qui l'avete preparato mettendoci sopra anche che cosa? Il pepe rosa, questi sono dei crostini col pepe rosa, ma si possono fare anche dei risotti. Oppure può servire anche sulla pizza, fare una pizza gourmet, oppure anche su fare dei battuti come per le minestre o minestroni e per insaporire anche delle verdure cotte come radicchio cotto, eccetera. Grazie Paola. Anita, dopo il salato ci vuole il dolce e qui arrivano i burci, non arrivano via acqua per il fiume, però qual è la caratteristica di questi biscotti? Sono dei dolcetti tipici che vengono prodotti a Pontelongo, dove appunto c'è uno degli zuccherifici d'Italia più antichi del mondo, che risale al 1908 e è un prodotto artigianale che principalmente viene in risalto la melassa, che era un prodotto povero che derivava dalla barbabietola da zucchero, che veniva scartata durante la lavorazione e veniva recuperata dai contadini che appunto prendevano le barbabietole e le portavano allo zuccherificio e loro poi ricavavano dei dolci, tra cui anche la torta smigliassa, che è un dolce tipico di queste zone, e i pevarini, che è un altro tipo di biscotto. E noi abbiamo invece riscoperto una ricetta fatta appunto con la melassa. Abbiamo ricavato questi biscotti denominati burci. Perché? Perché infatti il burcio era un'antica imbarcazione molto grande che veniva usata appunto dai contadini per trasportare le barbabietole da zucchero lungo il fiume Bacchiglione. Grazie Anita, grazie Paola. Il dolce e il salato in questa puntata, la scoperta delle ciclovie e dei cammini del Veneto. Vi abbiamo fatto vedere tante cose a cavallo della storia e dei prodotti del territorio. Naturalmente l'invito è a seguirci nelle prossime puntate. A presto!